Nell'ultima giornata di andata in cui la Campese fa visita alla Goliardica, il San Cipriano sogna il sorpasso sfruttando un momento di grazia che dura da ben 12 giornate. Il San Bernardino, orfano dello squalificato Costigliolo, terzo a pari punti con la Figge, in pavore invece iniziare il 2015 bissando l'ultimo successo esterno sul Murangeli, ma al primo tentativo sfonda la squadra di Rossetti. Al nono, sul calcio d'angolo di Puggioni, Rossetti fredda da distanza zero De Gregorio, ribadendo in rete il primo tentativo di un compagno. Poco dopo il centroboa apparecchia per Duman, che forza troppo la conclusione, che prende subito quota. Appuntamento però rimandato con il raddoppio di appena 14 minuti, il minuto 24, con questo piazzato di Simic che pesca il 7 alla sinistra di De Gregorio. Una conclusione eccezionale su cui nulla può l'estremo ospite. Ad un minuto dal riposo ci vuole il salvataggio di De Gregorio su Puggioni per cercare di tenere in partita i suoi, che vanno comunque al break in doppio svantaggio. Il film della ripresa di Enrico Figus può partire dal quinto della ripresa, con i padroni di casa che sfiorano il tris. Sul primo palo irrompe Friedman sul corner di Puggioni, sfera che sale non di molto oltre la traversa. Mangini si gioca tutti i cambi e proprio il neoentrato Simone Belfiore costringe Camilleri al riflesso felino in corner per evitare la rete che riaprirebbe la contesa che viene però chiusa definitivamente al minuto 22 con questa eccezionale esecuzione da cecchino da distanza quasi siderale di Rossin, con il 3-0 che di fatto mette i titoli di coda alla contesa. 2 minuti dopo del colossale l'errore di Belfiore, che mastica sul fondo a tu per tu con Camilleri l'imbucata di Canessa. Nel recupero Ariccio guadagna il doppio giallo a causa di questo fallo sul neoentrato Ghigliene sulla staffilata di Tosa. Non è perfetto De Gregorio, piccolo, si avventa sulla sfera ribadendo in rete la palla del 4-0, venendo però fermato dal fischio del signor Costa di Chiavari, che ravvede la posizione di offside del capitano biancoazzurro. Sesto successo interno consecutivo per il San Cipriano in una striscia di ben 13 risultati utili consecutivi. La squadra di Rossetti rimane quindi in scia della Campese, vittoriosa in casa della Goliardica. Il San Bernardino invece paga una giornata paga, incassando la seconda sconfitta stagionale.